perché noi saremmo un po', diciamo, poco camaleontici. Noi quello che va bene, che siamo abituati, vorremmo portarlo avanti perché questo è il nostro modo di essere e i cambiamenti ci spaventano sempre un po' troppo. E invece dobbiamo guardare un futuro con estremo interesse e capire quali sono le evoluzioni, ma l'interesse anche dei nostri clienti. Quindi io ringrazio Rolle perché ci dà sempre questo spaccato di futuro. E quindi dal presente al futuro vuol dire veramente proiettare le nostre imprese sempre più avanti, ma soprattutto competitive, sapendo affrontare il mercato con la giusta, consuetudine che noi siamo abituati. E questo serve anche alle nostre associazioni, perché noi dopo dobbiamo accompagnare specialmente i giovani, quelli che vogliono fare impresa, accompagnarli per mano per essere preparati sul mercato, che è un mercato sempre comunque in evoluzione. Quindi grazie e prego per il convegno. Spero di condividere dei contenuti che siano interessanti. Per chi non ci conosce, noi siamo BlueX e siamo la prima società internazionale di decodifica dei deep trend. Per chi è il primo anno che viene, appunto siamo alla 4ª edizione, siamo molto felici, con molti ci siamo salutati ormai quasi in famiglia e devo dire che è un appuntamento a cui teniamo moltissimo perché Confcommercio arriva proprio sul territorio, quindi arriva proprio nella realtà delle imprese italiane. Allora, Realistic Pattern è il tema, la matrice di quest'anno. Come dicevo, le copertine sono fatte ad hoc e quello che vogliamo trasmettere con questa immagine è appunto la situazione attuale, che è quella di trovarsi di fronte a un labirinto Cosa ci dice Realistic Pattern? Ci dice che dopo il mondo antipodico noi ci avviamo a una necessità di concretezza, di fisicità, di realisticità, non di realtà solo, ma di qualcosa di realistico, perché la realtà e il realismo sono due cose diverse, e anche la cosa realistica. Usiamo realistic pattern come modelli realistici, cioè modelli di realtà che ci sembrano credibili e realistici. Un robot, il Q5, che è pensato, mi interessa proporvelo perché questo è un robot singolo, voi dite cosa c'entra col sistema? Beh, è proprio lanciato e pensato per diventare sistema con gli esseri umani, quindi viene lanciato come elemento che è già non da prendere isolato, ma da inserire all'interno di un sistema vivente di esseri umani che lavorano in un albergo, che lavorano in altri ambiti. Cerchiamo di collegare le cose in un'idea che è quella davvero di dare un vantaggio nel tempo, quindi anticipare e poter avere degli ingredienti su cui progettare con i tempi che un territorio, un'azienda richiede, che non sono i tempi di 2 mesi, ecco, no? Che spesso muovono investimenti, magari anche finanziamenti, e quindi insomma speriamo di aver dato un piccolo contributo in questo senso. Vi ringrazio.